radio2pod.rai.it. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. 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 Siamo più tranquilli qua a Milano. Nel frattempo, Di Bella, domani, da non credere, partono degli autobus dal profondo Veneto, dal Veneto, corriere piene di risparmiatori che vanno a depositare i loro soldi in Austria. È una gita fiscale per sfuggire all'inferno delle tasse, quello che secondo loro c'è in Italia. Vuole che ne sentiamo uno? Ma certo, qua la fuga, a parte questi devono essere fermati dalla finanza, segnaliamo l'itinerario in modo che li bloccano. Non dica così che proviamo a sentire il signor Gianluca, che è imprenditore edile nel Trevisano ed è anche lui, appunto, salirà domani sugli autobus che vanno verso l'Austria. Signor Gianluca, buonasera. Buonasera, grazie a voi e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie. Senta, ma cosa fate di preciso domani? Quanti siete? Noi siamo un autobus, quindi adesso il numero esatto non lo so, comunque alcune decine sicuramente per riempire il mezzo, altrimenti non sarebbe stato prenotato, insomma. Ha ragione, certo, è inutile farlo viaggiare vuoto. Dove andate? Perché? Perché? Portate veramente i soldi in Austria? Noi faremo una puntata in Austria, poi è prevista la settimana prossima, credo anche un'altra puntata in Slovenia. Inizialmente solo informativa, vogliamo capire quali sono le condizioni degli istituti locali e il nostro obiettivo è quello di differenziare il posizionamento dei nostri risparmi, perché iniziamo a temere, insomma, riteniamo che sia saggio differenziare non solo investimenti in titoli, azioni e così via, ma differenziare anche il posizionamento sugli stati. Temiamo che le banche italiane possano essere trascinate insieme a un default italiano, l'Italia che è passata in una decina d'anni dalla AAA alla A con tendenza negativa. Sia dolorosa, come diciamo noi del settore finanziario. Senta, ma quello che fate domani, signor Gianluca, detto fra noi, è al limite della legalità, cioè portate un po' di soldi, un po' di più di quelli che si possono portare tranquillamente da una ex frontiera all'altra? No, noi ci siamo informati accuratamente per evitare di violare tutte le normative possibili ed immaginabili. Siamo nell'Europa, esiste la libertà di circolazione di uomini, mezzi e capitali, per cui qualsiasi cittadino europeo può aprire e depositare fondi o titoli in qualsiasi altro paese comunitario, dopodiché è sufficiente che dichiari su un apposito rigo della dichiarazione dei redditi eventuali plusvalenze che sono presenti. Ma non le scoccia un po' dare le tasse, perché poi pagherà le tasse invece che in Italia in Slovenia, allo Stato slovacco invece che a quello italiano, o forse preferisce magari? Si tratta solo di pagare le plusvalenze alla stessa stregua, però vede, lei va a differenziare il posizionamento, nel senso che se l'istituto di credito non è un istituto di credito italiano che probabilmente ha in carico una elevata percentuale di titoli pubblici di uno Stato che non è più così stabile, dà un po' più di sicurezza, ci dà, la sicurezza di poter differenziare. Certamente non tutti i risparmi, però può essere saggio una parte. Cioè, Gianluca, ma non c'è il timore che la crisi sia globale, perché l'Europa oggi, ma in questi giorni, sta perdendo ovunque, l'America, Wall Street non è da meno che questi piccoli confini poi venga spazzato via tutto, sia in Slovenia che in Austria, anche lo dico per risparmiare la fatica di alzarsi presto domani per la gita? Ma questa è anche un'occasione per noi di mettere il naso fuori dall'Italia, di esplorare una nuova realtà, eventualmente di prendere anche qualche contatto economico, di poter sviluppare anche del business oltre frontiera e quindi di poter trasportare non solo risparmi ma anche investimenti. Senta, il programma della giornata si parte sul presto. Con le mogli si parla anche. Si parte di buon mattino, come la gita fuori porta, tutti insieme appassionatamente. Si attraversa la frontiera che non esiste più, quindi non siamo all'interno dell'Europa. Ma ci sono anche le signore, scusi Gianluca? Sì, ci saranno anche alcune signore. E il pranzo dove è previsto, signor Gianluca? Il pranzo è previsto nei paesi di frontiera, a Klagenfurt per chi va in Austria, e per chi andrà in Slovenia sarà nella zona istriana, Capodistria, Isola d'Istria,
Portorose, queste zone qui di Slovenia, comunque in genere. Signor Gianluca, la dimensione della gita un po' ci eccita, un po' ci rimanda da tante esperienze tristi di gita, le siamo non vicini ma la salutiamo. Vi ringrazio, buon lavoro. Arrivederci, signor Gianluca che parte domani per portare i soldi in Austria.